Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Nicola Xausa, il ventenne al volante della Peugeot 207 che la notte tra sabato e domenica si è schiantata contro il monumento al centro della rotatoria di Via Verdi ad Asiago. Una tragedia in cui hanno perso la vita, oltre al conducente, altri due amici coetanei, Pietro Pisapia, residente come Nicola a Lusiana Conco, e Riccardo Gemo di Creazzo. Oltre a loro nell'auto c'erano altri due ragazzi che si sono salvati, anche se le condizioni, soprattutto per uno di loro, sarebbero molto serie. È stato il giovane che sedeva sul lato passeggero a chiedere aiuto, riuscendo a uscire dal veicolo incurante delle lesioni riportate, completamente sotto shock, trovandosi di fronte a uno scenario drammatico. Impotente davanti alla morte dei tre amici che sarebbero deceduti sul colpo, i corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Oggi nel punto dell'incidente stradale ci sono fiori colorati. È qui che l'auto si è fermata arrivando a folle velocità dalla provinciale 349. Una saetta, così dice il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern dopo aver visionato il video della sorveglianza comunale ora al vaglio degli inquirenti. E quando succedono queste tragedie si può solamente mantenere il silenzio e il rispetto verso il dolore di chi resta. Certo c'è un tema di preparazione, un tema di formazione, un tema di sensibilizzazione verso il valore della vita umana che può sicuramente agire sulla prudenza che soprattutto i ragazzi di questa età devono mantenere nel momento in cui si mettono alla guida di un veicolo. Un forte messaggio quello del sindaco Rigoni Stern, così come intensi i messaggi lasciati dalla famiglia di Stefano Angonese, il tredicenne morto un mese fa travolto da un'auto. Il fratello Samuele ha voluto far sentire la vicinanza alle famiglie dei suoi compaesani, Pietro, che conosceva molto bene ancora dalle scuole medie, e Nicola. Questa tragica notizia mi ha sconvolto perché mai pensavo di perdere così tante delle persone care in così poco tempo. È come se i pezzi di comunità si sgretolassero perché siamo sempre state comunità unite e pian piano. Avete voluto lasciare due messaggi alle famiglie di Pietro e di Nicola per far sentire la vostra vicinanza. Sono dolori che non dovrebbero mai essere provati da nessuno, però noi ci teniamo a essere anche vicini.